amici di Sportisili, appassionati di calcio giovanile, ben trovati al campo sportivo Panormus di Palermo di fronte a Academy, Panormus e Unione Sportiva Trabia. Pallone poi giocato all'indietro, c'è lo scarico per la conclusione ribattuta, poi arriva sulla ribattuta Rao, il cui tentativo viene salvato sulla linea di porta a questa sfida di quarti di finale. Qui brutta palla persa, ne approfitta Panzarella, pallone in mezzo, allontana Rinaldi e poi è calcio d'angolo tra le proteste. La palla messa verso l'area di rigore, spizzata, prova ad arrivare Rinaldi che questa volta ci prova nella porta avversaria dopo aver salvato la sua. Qui pallone recuperato, salvato, poi c'è forse un tocco con la mano, ma l'arbitro dice che può andare bene così e va bene così per l'Academy Panormus che passa in vantaggio. Gol di Di Maggio, la battuta scodellata e mezzo colpo di testa fuori da parte di Urso. Altra occasione, spazza via ancora Carmelo Manzella, cercare i compagni nell'area avversaria. Picillo controlla ancora, Picillo, calcio di rigore, tocco con una mano. Siamo alla mezz'ora, Panzarella contro Quartana, fischia l'arbitro, Panzarella spiazza Quartana e alla mezz'ora pareggia l'Unione Sportiva Trabia 1-1. Qui ancora tentativo deviato da parte di Bova, riesce a tenerla Quartana che però si fa anticipare, c'è il salvataggio sulla linea e poi c'è il gol del 2-1, ribalta il punteggio l'Unione Sportiva Trabia che si porta sul 2-1. Come gestire la faccenda e poi batterà Biscari, cerca in effetti il primo palo, è la soluzione che però trova il salvataggio di Valenti in calcio d'angolo, giocato a fine dicembre. Intanto colpo di testa, poi Di Maggio, debole il suo colpo di testa per Rao, palla a spalla alla porta con il cross e la palla che si insacca, un gol incredibile per il 2-2 dell'Academy Panormus che pareggia subito, al termine dei quali l'Academy Panormus avrà di fatto 2 risultati su 3, visto che anche col pareggio passerebbe il turno, ma c'è il gol del 3-2 e contro sorpasso dell'Academy Panormus che si porta sul 3-2. Grande giocata, grande gol ancora da parte di Tarantino, 2 perle, che si occupa della battuta, palla verso l'area di rigore, colpo di testa a fare da sponda sopra la traversa, il tentativo di Panzarella, cerca di passare ancora Tarantino, gran giocata, palla in mezzo, allontanata però sui piedi di Guccione che la piazza sul fondo. Panzarella, tiro deviato da Boatta, allontana Rinaldi ma non del tutto. Picillo, lo scambio con Bova, ancora Picillo in area e poi la palla che colpisce il palo. Prestigiacomo battuto il pareggio 30 secondi fa. Ora va dalla bandierina con Sorbello, pallone scodellato in mezzo, il colpo di testa, il miracolo di Prestigiacomo sulla zuccata di Carmelo Manzella. Mettere quantomeno un gol di distanza, visto che il Trabia si è dimostrato imprevedibile e capace di alzare il ritmo all'improvviso. Qui ci ha provato ancora Tarantino, ce l'ha rimessa intanto Tarantino, poi proprio non è entrato Zito a cercare Di Maggio. Di Maggio si gira, calcia, palla bloccata senza problemi da Valenti che ha interrotto lui il gioco e allora Carmelo Manzella batte lungo, colpo di testa, poi pallone che rimane lì, l'uscita di Prestigiacomo, il tiro sul fondo di Rizzo che appena entrato ha avuto la chance ma l'ha sprecata clamorosamente. Pallone verso l'area, stacca questa volta bene Porracchio, poi il tentativo di Sunseri deviato di testa a Boatta, si lotta al limite, fermato qui Geraci, poi il tiro che finisce sul fondo dopo la gran parata di Prestigiacomo, ancora Rizzo. Rosato per la corsa di Adornetto che può allungare la falcata, però viene sbilanciato in maniera
regolare da Geraci, che però esagera col dribbling. Allora attenzione a Rosato. Rosato, il palo, poi la palla rimane lì e Di Maggio non riesce a correggerla. Con le mani San Filippo, colpo di testa, forse sbilanciato qui, nobile palla che arriva in area di rigore. Incredibile il gol di Piccillo, 92esimo, ha pareggiato nel recupero il Trabia, clamoroso. Ha forse l'ultima palla per evitare i supplementari e per andare direttamente in semifinale. L'Academy Panormus con le mani Boatta cerca l'area di rigore, poi testa di Di Maggio tra le braccia di Valenti, supplementari. La battuta di Porracchio, pallone in area, il controllo in colpo di Tarantino, colpo di testa che si perde sul fondo. Poi ce ne saranno altri 15 a campo invertito. Pallone che rimane lì, Bova forse commette fallo, si continua a giocare, c'è la conclusione sul fondo di Panzarella. Poi Iannelli al primo intervento della sua partita, Boatta sovrastato da Panzarella, poi attenzione proprio a Iannelli che si butta nello spazio, il destro sul fondo di nulla e ad un passo dal clamoroso sorpasso il Trabia. Non è dentro, Rizzo vince il rimpallo, scarico a Sunseri, può essere zona tiro quella, decide di allargare su Geraci. La sterzata di Geraci che propone il cross, respinge Boatta, calcio di rigore! Calcio di rigore per l'Unione Sportiva Trabia. C'è il fischio dell'arbitro. Panzarella con il destro, Presti Giacomo! Miracolo assoluto del portiere dell'Academy, si rimane sul 3 pari. Dopo il suo fallo di mano, mette in mezzo intanto, allontana Carmelo Manzella che ormai è ovunque, colpo di testa di Cammarata a cercare la conclusione sul fondo. La battuta verso l'area di rigore ad Ornetto, ma è finita! E l'Academy Panormus in maniera rocambolesca, in maniera assurda, vola alle semifinali del campionato provinciale allievi Under 17.